iniziato a fare musica prestissimo, proprio da ragazzino, poi 15-16 anni, come tutte le prime band da cantina, suonavo nei locali, suonavo ovunque, poi ho cominciato a scrivere le canzoni, proponendole poi là, sono arrivati anche a Pippo Baudo, una cosa che abbiamo in comune, il primo provino ufficiale è stato con Pippo. Questo è molto importante. Anche il mio, è una cosa importante. E devo ringraziare Pippo perché mi ha subito creduto in me, mi ha portato a Sanremo nel 94 e 95, poi dopo quegli anni un po' più di difficoltà e allora ho detto qui bisogna allargare un po' gli orizzonti, la musica leggera del pop sembrava non accontentarmi, ho detto proviamo con il teatro musicale. Io ho provato un po' col teatro musicale, c'è stata la grande fortuna di Notre Dame del Paradiso. Che bene. Assolutamente sì, e qui Riccardo Cocciante mi ha dato questa grande possibilità, un successo devo dire planetario perché abbiamo fatto 2,5 milioni di spettatori. Guarda come ti guarda il nostro Andrea. C'è un'altra cosa in comune che anche lui ci ha riguardato come Lola Ponte. E quindi avevo anche una criniera foto, però l'ho sapevo, li tenevo, ma... Sei pronto per la tua esibizione? So che c'è alle